Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dall'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a parlare di qualche notizia che parla di Juventus e ehm, di un calciatore italiano che al momento gioca all'estero. Non vi dico più niente su questo calciatore. Ben ritrovati, bentornati in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. Mi vedete a mezze maniche con questo, con lo scaldacollo perché lo sto registrando nel primo pomeriggio, verso le 6 lo sto registrando più che altro, dove diciamo inizia a fare un po' più freschetto rispetto alla giornata di oggi. Vabbè, passiamo alle notizie. Passiamo prima a Juventus e poi parliamo di questo calciatore italiano che sembra intenzionato a ritornare in Italia. Allora, la Juventus è in circa, come sapete, come sono circolate delle notizie tutt'oggi, ma anche nelle settimane scorse, di Palmiero, direttore sportivo del Manchester, dello Sporting, scusate. Questo nome è stato sondato, non si sa ancora se la Juventus lo prenderà oppure no. È una notizia, diciamo, di qualche settimana fa, cioè la settimana scorsa più che altro, no? Di qualche settimana fa. E poi la Juventus continua a sondare il direttore sportivo del Genoa, Ottaviano. Passiamo a questo calciatore italiano, che si chiama Tonali, Sandro Tonali, ex calciatore del Milan. Questo centrocampista, fortissimo secondo me, è stato sondato anche dal Napoli, dal mio club del cuore. Aspettate, questo qua è al contrario, ora lo mettiamo bene. Guarda, ora l'avevo messo al contrario. Ok, ora l'ho messo bene. Ok. Vabbè, a Napoli, bene. Praticamente Sim, in una recente intervista fatta a Coverciano durante il ritiro della nazionale italiana, come sapete, questo sabato e martedì dovrebbero esserci le partite della nazionale italiana contro l'Estonia, contro l'Israele in casa. Ho già fatto uscire il video dei pronostici, domani sera circa dovrebbe uscire il video sulle formazioni probabili e su un possibile risultato. Ehm, Secondo me, in una recente intervista fatta a Coverciano appunto, Sandro Donali sembra intenzionato di lasciare l'Inghilterra e ritornare in Italia. Secondo me è una scelta che può esprimere al meglio il suo talento, la sua forza e tutto. Come sapete, i giocatori che vengono dall'Inghilterra fanno sempre benissimo negli altri campionati. Abbiamo avuto l'esempio di McTominay nella stagione 24-25 l'anno scorso. Holland che sta facendo benissimo e Kevin De Bruyne. Raga, non è che sono di parte, è tutto. Sapete che io vi porto il mio parere e vi esprimo come la penso. Quando vi porto le notizie che non parlano del Napoli, cioè tra virgolette che includono anche il Napoli ma non a pieno, non sono di parte, ma cerco di essere sempre equilibrato e cerco di essere un tifoso, non essere un tifoso, ma essere un neutro. Ovviamente, ironicamente, non è che sto dicendo non tifo Napoli e tutto, lo sapete che tifo Napoli è tifoso sfegatato. Vabbè, ehm, secondo me può fare bene, magari in una realtà giusta.
Secondo me ci può essere un possibile ritorno al Milan, che ricordiamolo, nella scorsa estate l'ha sondato, ha fatto qualche chiamata con Manchester United, però non sono andate a buon fine le trattative. Però non c'è solo il Milan, ma ci sarebbe anche l'Inter, la Juventus e il Napoli, sì, cioè il Napoli segretamente ha sondato anche per Sandro Tonali e questa fonte, vi cito anche la fonte di questo fatto del Napoli, di un possibile arrivo a Napoli, ma non è sicuro, è stata citata da Matteo Moretto che lavora con Fabrizio Romano. E grazie a tutti per la visione, questo video è il penultimo video di giornata, fatemi sapere cosa ne pensate del direttore sportivo dello Sporting Lisbona, Palmiri, che potrebbe andare alla Juventus, di Ottolini e di Sandro Tonali. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like e iscrivetevi. Ciao!